Il nodo dei trasporti ferroviari in Sicilia, ancora polemiche sull'ipotesi di importare il vecchio treno pendolino nell'isola. L'assessore Bartolotta boccia la proposta perché è antieconomica, ma annuncia l'arrivo di 50 milioni per nuovi convogli. Lino Bitto. Vogliamo il pendolino in Sicilia. L'Associazione Ferrovie Siciliane ripropone in una lettera al presidente Crocetta e all'assessore regionale Nino Bartolotta l'importazione nell'isola degli ETR 450 sul punto di essere dismessi dalla rete nazionale. Di convogli ce ne sono a disposizione numerosi ed avrebbero il pregio, secondo l'associazione, di essere immediatamente disponibili e di garantire prestazioni di tutto riguardo. Il presidente di Ferrovie Siciliane Giovanni Russo. Sono un'ottima idea perché sono disponibili già da subito, in attesa che poi avvenga qualche altra mossa dalla parte del committente, in questo caso la Regione Sicilia, che dovrebbe commissionare, quindi in questo caso poi firmare il famoso contratto di servizio. Ricordo che la Regione Sicilia è l'unica regione in Italia che ancora non ha firmato il contratto di servizio con Trenitalia, in attesa che poi possano arrivare dei nuovi sviluppi. L'assessore ai trasporti Nino Bartolotta boccia la proposta e annuncia l'arrivo di nuovi treni, una boccata d'ossigeno per le vetuste ferrovie siciliane. Dalla nostra indagine che abbiamo condotto assieme al Dipartimento e a Trenitalia non è tecnicamente ma anche economicamente sostenibile l'impiego di questi mezzi, di questo materiale rotabile. Sappiamo ad esempio che Trenitalia sembra abbia intenzione addirittura di allenarli proprio perché non più adeguati a quelle che sono le nostre linee. Come Regione stiamo lavorando da qualche mese ad accelerare la procedura per la pubblicazione della gara d'appalto che ci vede impegnati in un acquisto di 50 milioni di euro di materiale rotabile.